Il mare riceve, il mare restituisce. I veneziani vivevano sul mare, lo solcavano in lungo e in largo e avevano creato lo stato da mar. Per costruire il campanile di San Marco inviavano le navi a cercare le rovine romane ad Altino come in Adriatico nel Mediterraneo, nonché materiali greci e bizantini. Come interpretate oggi la vocazione marittima internazionale di Venezia, pensando agli obiettivi di sviluppo sostenibile e di sicurezza? Gli obiettivi di sicurezza della navigazione e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica sono per la Guardia Costiera in un'ottica di efficienza argomenti assolutamente centrali. E Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, trova questi obiettivi assolutamente centrali, obiettivi che da ultimo abbiamo considerato nella giornata nazionale del mare lo scorso 11 aprile. Tra l'altro il Porto di Venezia ha una sua vocazione internazionale, è il porto che lavora con oltre 50 destinazioni, qui ci sono 2000 imprese che fanno grande il nome della portualità veneziana nel mondo. Ne parleremo anche nella giornata europea del mare che si celebrerà in Italia quest'anno, a Venezia, il giorno 20 maggio, in cui avremo anche l'occasione di raccontare una storia particolare di circolarità ante litteram, con la storia della piccola Gigetta e del lungo viaggio che i pezzi del campanile di San Marco hanno fatto per ritornare poi a Venezia.